Mico De Gerone, 3 punti davvero pesanti anche con una prestazione che penso stasera ti abbia soddisfatto, no? Un po'. Anche se te sei severo, dai. No, non sono severo in parte, adesso abbiamo parlato anche con i ragazzi, questa sera meritavamo di vincere per le occasioni che abbiamo creato e per le difficoltà che abbiamo avuto in difesa ce le siamo create da soli come ultimamente ci succede, ma è normale, veniamo fuori da un periodo dove non siamo brillantissimi e siamo un po' carenti, carenti no scusate che non è il termine giusto, sofferenti di testa e quindi dobbiamo accontentarci di fare delle prestazioni di cuore con qualcosa anche di buono perché abbiamo costruito anche qualcosa di buono, però per stasera sono contento perché abbiamo lottato su tutte le palline e ci abbiamo messo tutto. Ecco, anche i giocatori che non erano al top hanno stretto i denti proprio perché volevano esserci nel gruppo, dare una mano e questo è un bel segnale anche proprio per far vedere la compattezza di questa squadra. Sì, Muglia ha ancora un bel problemino che sta gestendo, Ambrosio sta settimana qua praticamente si è allenato qualcosina ieri perché soffriva di una botta al ginocchio abbastanza importante e poi c'è ancora Enric che è un po' cagionevole sempre per un infortunio che ha subito ancora a settembre al ginocchio e anche lui sta gestendo diciamo così le forze, quindi grande prova, se mi permettete, di gruppo, di solidità in questo senso perché tutti hanno dato il loro apporto sacrificandosi anche più del dovuto.